Ben ritrovati cari amici nel nostro appuntamento con Radio Chef. Allora anche oggi siamo pronti a prepararci al Natale con tante idee, naturalmente in cucina, non potremo fare diversamente qui a Radio Chef. Abbiamo mandato Maria a parlare di carne, infatti si trova a Tricesimo, in un luogo dove appunto di carne sono esperti, pronti per darci tutti i consigli per il menù di Natale. Allora sentiamo che cosa ci propongono e diamo la linea a Maria. Cosa si porta in tavola secondo la tradizione friulana? Sono tornata all'antica macelleria Boschetti per presentarvi 4 proposte oggi, dall'antipasto fino ad arrivare il secondo, naturalmente a base di carne secondo la tradizione. Sono venuta a chiedere quindi a Paola qualche consiglio per preparare e portare in tavola il piatto giusto. Paola, buongiorno. Buongiorno, sei arrivata nel posto giusto, no? Noi per Natale prepariamo un menù dedicato secondo la tradizione friulana. Quindi la tradizione friulana cosa prevede? Prevede la lingua salmistrata, come facevano le nonne a casa una volta, che viene fatta bollire per un paio d'ore. È una lingua di bovino, viene messa sotto salmistratura, sotto aromi, sotto alloro, sotto ginepro per un paio di mesi. Dopodiché, quando ha preso tutti i sapori, viene fatta bollire e diciamo che quando bolle fa il classico profumo di Natale in una cucina. Poi abbiamo il classico brodo di cui abbiamo parlato l'altra volta, ma che a Natale viene arricchito dai tortellini, no? Il tortellino classico, sfoglia leggera con ripieno di carne. E dopodiché cosa c'è nelle tavole friulane? Brovada e musette, che non può mancare, e le trippe. Le trippe portano sempre bene perché sono una caratteristica della vigilia di Natale. La notte della vigilia di Natale, prima o dopo messa, di solito dopo la messa di mezzanotte, vengono consumate o a casa o nei locali. Difatti in friulano si chiamano bandins, questa tradizione, ed è il mangiare le trippe a Natale. Questo noi proponiamo come menù, diciamo, tradizionale. Che bello e che buono, ma voglio passare proprio alla preparazione di questi piatti, perché ci sono 2 modi per portarseli a casa, ovvero li potete trovare già pronti qui nella gastronomia, quindi Paola anche ve li cucina, voi ve li venite tranquillamente a prendere prima di iniziare il vostro cenone della vigilia o il pranzo di Natale, oppure potete mettere anche voi un po' le mani in pasta, come si suol dire, e prepararli a casa. Esatto, e cucinarli. Allora, la lingua salmistrata, diciamo, è la parte più semplice, viene fatta bollire, come dicevo, un paio d'ore in acqua abbondante con una foglia d'alloro per aromatizzare. Dopodiché, quando è tiepida, si toglie la parte esterna che è un momentino coriacea, la si lascia raffreddare e la si presenta in tavola così, con una salsa verde o con la giardiniera di solito. Noi la prepariamo appunto anche già cotta, sia preaffettata, oppure anche la lingua intera in busta sottovuoto, che uno può riscaldare e mangiare tiepidina, insomma, ecco. Dopodiché il brodo abbiamo detto l'altra volta come viene fatto, però noi lo prepariamo anche già pronto, volendo su ordinazione. Prepariamo un brodo fatto con la carne di bovino, col cappone, con la gallina, secondo dei gusti, e dopodiché viene accompagnato a questi tortellini che vengono fatti bollire per 2 minuti nel brodo caldo, proprio, sufficientemente così. È un tortellino di pasta fresca. Questo, devo dire, non lo facciamo noi, ma ce lo facciamo portare da Valeggio. Valeggio è la patria del tortellino della sfoglia, quindi questa è la nostra proposta come brodo. Facili, veloci e pronti da portare in tavola. Dopodiché il menù friulano prevede la brovada e musetto. Brovada, sappiamo tutti cos'è più o meno, è una rapa che viene messa a macerare sotto vinaccia per 40 giorni rigorosamente, dopodiché viene grattata e stufata in padella con un pochino di aromi, un po' di alloro e un po' di condimento, che può essere anche un pochino di pancetta di maiale stessa. Il cotechino è di nostra produzione, quindi noi ogni anno produciamo il cotechino, che diciamo una volta andava solo fino a Natale, adesso lo vendiamo anche a Ferragosto, ed è caratteristico della tradizione della macellazione del maiale, quindi con la cotenna, con la carne magra, con il grasso equilibrato. L'abbiamo sia pronto a cuocere che già cotto. Cotto è già molto semplice, imbustato, 20 minuti viene riscaldato mettendo la busta in acqua calda. Quindi questo è già pronto e viene servito così accompagnato con la brovata. Le trippe sono un piatto per amatori, abbiamo detto. È una cosa un pochino tradizionale, ricorda un pochino i Natali antichi, la tradizione antica del Friuli. La trippa friulana è una trippa fatta con carota, sedano, cipolla, un pochino di pomodoro, tagliata sottile e cotta lentamente in padella. Ovviamente sono dei piatti che
hanno degli odori particolari che non a tutti piacciono, per cui noi li proponiamo sia crudi che pronti a cuocere che già cotti. Quindi uno può scegliere se vuole, magari le tripe piacciono solo al marito e alla moglie non piacciono, e quindi noi gli facciamo una porzione di tripe per accontentare, per fargli fare un bel Natale. Bellissimo, si condivide tutto in famiglia e anche in famiglia con l'antica macelleria Boschetti. Sai che mi hai fatto ricredere su quanto può essere veloce preparare un cenone della vigilia o un pranzo di Natale? Beh, naturalmente noi lo facciamo per questo. Allora, un pochino si scherza, però in realtà tutti siamo frenetici all'ultimo momento, i regali, il lavoro, magari anche qualche problemino, così riusciamo ad avere una cosa che comunque è al di fuori delle solite bistecche all'ultimo momento e ci ricorda un pochino il Natale tradizionale. Ci fa sentire veramente a casa, quasi avvolti dall'abbraccio della nonna, della mamma. Questo è il bello della tradizione. La lingua ricorda sempre che c'era la letterina di Natale sotto il piatto, insomma, o per i genitori o per i nonni come augurio di Natale dei bambini. Che bello. Se anche voi volete rivivere quindi questa tradizione, Paola, come facciamo per prenotare il nostro menù di Natale? Ci venite a trovare naturalmente a Tricesimo in piazza Mazzini 2, antica macelleria Boschetti. E allora, se anche voi volete rivivere questa tradizione del Natale, non vi resta che chiamare, che passare di qua, e vi lasciamo anche al sito dell'antica macelleria Boschetti per saperne di più e scoprire anche la ricetta del mese di Alessio, oltre al menù delle feste. Grazie Paola e buon dicembre a tutti. Grazie e buone feste a tutti. E buone feste! Beh, devo dire che grazie alla macelleria Boschetti abbiamo già tante cose pronte per il nostro menù natalizio e anche abbiamo portato un elfo qui in studio di Natale, abbiamo rubato l'elfo, anzi San Nicola è passato, si è dimenticato qua un elfo, l'abbiamo adottato noi, non so se l'avete visto, con le lucine anche. Un altro invece è lì nello studio, ma ve lo passo tra poco, prima però vi racconto un'altra ricettina. Ed è la ricetta dell'insalata russa, che è un piatto, insomma, un antipastino, anzi per accompagnare un aperitivo, che si usa tanto durante le vacanze di Natale, le feste, anche Capodanno. A me piace prepararlo anche con l'alternativa della maionese. Oggi non ce la posso fare, l'elfo mi ha distratto. Maionese vegana, se volete farla più leggera o se siete intolleranti all'uovo, per esempio. Allora, gli ingredienti di questa insalata russa che ci propone Elena Di Butrio, che trovate nell'ultima nostra brochure con le ricette di Natale. Ciao elfo. Per gli ingredienti vi serviranno 2 patate, 2 carote, 100 g di piselli, 2 uova sode, delle olive nere quanto basta, cetriolini e cipolline sotto aceto quanto basta, sale e pepe, 2 tuorli d'uovo, 250 ml di olio di semi, aceto o limone quanto basta. Andremo a pelare le patate e le carote, le lessiamo insieme ai piselli finché risultano morbidi e lasceremo raffreddare. Per la maionese andiamo a mettere in una ciotola un tuorlo, un pizzico di sale, un cucchiaio di aceto oppure in alternativa succo di limone. Montiamo col mixer a immersione, versiamo l'olio a filo lentamente, continuando a mescolare fino a ottenere una crema densa. Poi andremo a tagliare a cubetti le patate e le carote. In una ciotola uniamo le verdure con la maionese, mescoliamo, aggiustiamo di sale e pepe. Trasferiremo poi il composto su un piatto da portata, livelleremo con una spatola. Decoriamo poi la superficie con le uova sode che avremo tagliato a fette, le olive nere, i cetriolini e le cipolline. Copriremo, lasceremo raffreddare in frigo per almeno un'ora prima di servire. E se poi vi state chiedendo anche ma perché si chiama insalata russa, abbiamo anche per voi una piccola curiosità. L'insalata russa in realtà non è nata in Russia, ma ha origini francesi. Era stata ideata dallo chef belga Lucien Oliver a Mosca nel celebre ristorante Hermitage intorno al 1860. La ricetta originale comprendeva ingredienti molto pregiati come l'aragosta, il caviale e la carne di selvaggina, ma nel tempo è stata adattata ad ingredienti più semplici come le verdure. Il nome insalata russa viene dal fatto che ebbe grandissima popolarità tra i nobili russi dell'epoca. Ecco perché anche voi la potete preparare in casa con anche tante diverse personalizzazioni, oppure usare la nostra ricetta. E se volete sapere anche che vino abbinare, ovviamente i supermercati Bosco ci consigliano un Pinot Grigio di Paron Mario Fantinel. Maria, tu prepari l'insalata russa? Sì, ogni tanto la preparo anche perché è un ottimo accompagnamento, come dicevi, un contorno magari per i nostri piatti di carne, dato che oggi parliamo proprio di questo. È perfetta per essere portata in tavola in queste giornate di festa, quindi è molto buona, facile da preparare e come dicevi tu abbiamo tantissime varianti, quindi perché non provarci quest'anno, perché non provare a immergerci in questa ricetta?
Esatto, abbiamo parlato di carne, visto che siamo anche in tempo per i regali di Natale. Se vogliamo preparare della buona carne dobbiamo avere gli utensili giusti. Maria, dove li troviamo? Soprattutto dobbiamo averli affilati. Dici benissimo, e infatti noi ci affidiamo sempre agli esperti di Affila Utensili Natisone, che trovate sulla strada Cividale Peroleis nella zona artigianale leproso di Premariacco, ma insieme a loro abbiamo studiato qualche caratteristica anche dei coltelli da carne, perché questi sono strumenti essenziali in cucina, sono progettati per tagliare la carne proprio in modo efficace e preciso e senza rovinarla, soprattutto perché se andiamo a scegliere un ingrediente di qualità, perché poi dobbiamo andarlo a rovinare con il coltello sbagliato. Quindi ricordatevi che quando scegliete un coltello da carne, questi hanno le lame lunghe e affilate, generalmente sono leggermente ricurve per garantire un taglio fluido e continuo, e le punte possono essere appuntite per facilitare l'incisione in pezzi più duri e arrotondate per invece tagli più delicati. Il materiale della lama è spesso acciaio inossidabile o acciaio al carbonio per resistere proprio al taglio e mantenere un filo più duraturo. Come li affiliamo questi coltelli? Per mantenere il filo è consigliabile affilare regolarmente la lama con una pietra da affilatura o un acciaino. Se non sapete come me cosa significa questo, basta che andate dagli amici di Affila Utensili Natisone e così potete farlo fare direttamente a loro, che ve li ridaranno pronti per essere utilizzati. Ancora qualche curiosità: non vanno lavati in lavastoviglie, questo ricordatelo bene, perché l'acqua calda e i detersivi aggressivi possono danneggiare proprio la lama e il manico. E nella cultura giapponese, anche questo era interessante, i coltelli sono considerati degli strumenti quasi sacri. Nelle famiglie si tramandano coltelli di alta qualità, pensate un po', per generazioni, quindi anche qui dobbiamo cercare di trattarli al meglio, e anche per questo vi lascio al sito affilautensili.com intanto per dare uno sguardo a tutto quello che sanno fare, che possono fare per voi in questo periodo, aspettando il Natale, aspettando Capodanno, per le vostre ricette perfette, buone da mangiare e belle da vedere. E dalle ricette e soprattutto dagli utensili giusti passiamo invece alla spesa. Sappiamo che questo periodo di festività è un periodo in cui possiamo un po' sovraccaricare il nostro organismo tra aperitivi, cene, insomma, giustamente ci concediamo anche qualche sfizio in più, però nella spesa che facciamo ogni giorno cerchiamo di trovare e arricchire, insomma, il carrello con alimenti che possono aiutarci a stare meglio e essere ovviamente anche saporiti. Allora noi intanto siamo andati ai supermercati Bosco proprio a scoprire quali sono gli ingredienti da non far mancare in questa spesa di dicembre, per affrontare al meglio l'inverno, le malattie di stagione, ma anche festeggiare senza appesantirci. Ad esempio potremo preparare dei piatti, abbiamo visto i broccoli passare davanti a noi, come un'insalata di broccoli e avocado. Andremo ad aggiungerci magari dei filetti di sogliola e qualche goccetta di mandarino. Oppure, e li trovate anche da Bosco, topinambure e zucca ad esempio, potrebbero essere una buonissima idea. Infatti fanno parte proprio della frutta di stagione. Abbiamo visto i finocchi ad esempio, che fanno bene anche alla digestione, i broccoli, i carciofi, le barbabietole, il cardo, le carote sono di stagione, il cavolfiore che abbiamo visto, il cavolo cappuccio, il cavolo verde, i cavoletti di Bruxelles, la cicoria e il cicorino, le coste, i crauti, le erbette, l'indivia, il porro, il radicchio, il rafano, la rapa, il sedano rapa, spinaci, la valerianella, la zucca, che anche si adatta a tanti piatti di stagione. Poi ovviamente la frutta, le mele che sono una costante, ma anche i kiwi, le arance, il bergamotto, i cachi, il cedro, il limone, il mandarino, il mandarancio, la mela cotogna, le pere, la nespola, il pompelmo, la frutta secca come nocciole, noci e mandorle. Inoltre ricordo che anche questa frutta così profumata possiamo gestirla per tante altre ricette. Ad esempio, se acquistiamo mandarini, clementine, arance dalla buccia edibile, possiamo usarle poi anche per insaporire le tisane, i nostri dolci, oppure anche qualche grattugiatina su qualche insalata, o ovviamente il succo è ottimo anche per accompagnare dei piatti di carne o di pesce, ad esempio un ottimo salmone molto semplicemente scaldato, fatto in padella, una bella filetto di salmone fatto all'arancia, ci vuole veramente poco, un filo d'arancia, il salmone e il gioco è fatto, però vedrete che farà un super effetto. E poi i pesci, cefalo, merluzzo, la soglia, la spigola, la sardina, la triglia, però ricordiamo anche, e lo abbiamo fatto già tante volte, di scegliere qualche volta, se potete, anche i
pesci meno nobili che stanno buonissimo e si adattano a tante ricette, perché questo aiuterà l'ecosistema del nostro golfo, anche ne parliamo spesso qui del Golfo di Trieste. E tra l'altro dai supermercati Bosco trovate tutto quello che vi può servire per un cesto da regalo personalizzato con prodotti del territorio da regalare, e inoltre tante idee anche proprio per i vostri piatti di ogni giorno, grazie anche al reparto gastronomia, che vi può dare una mano se magari vi siete concentrati sul primo, il secondo, il dolce, per esempio per preparare l'antipasto, organizzare un aperitivo. Andate a sbirciare i supermercati Bosco e ricordatevi, insomma, soprattutto in questo periodo possiamo fare la spesa con più accuratezza scegliendo prodotti del territorio, grazie a tutte le indicazioni che trovate anche sui social dei supermercati Bosco. Tu hai già preparato la lista della spesa delle feste? Ovviamente no, non l'ho preparata, ma grazie anche a tutti questi consigli sicuramente riusciremo a preparare il menù più adatto. Oggi ci concentriamo sulla carne, ma dato che hai nominato il buonissimo pesce, la prossima settimana ci soffermeremo anche su quello, quindi parleremo ancora di ricette, questa volta di pesce. Ma rimaniamo sulla carne e volevo portarti questa volta, dato che con i supermercati Bosco siamo stati a Trieste sul mare, passiamo alla montagna, perché proprio in questo fine settimana si inaugura la stagione sciistica in Friuli Venezia Giulia, e quindi siamo stati a Sappada, una bellissima località che vi invito proprio a visitare in questi giorni, anche per l'aria di festa che si può respirare. Abbiamo scelto un piatto della gastronomia delle alimentari Cardix che si trovano proprio nel centro di Sappada, e abbiamo voluto scegliere per voi i canederli di Sappada, che rappresentano un simbolo proprio della tradizione gastronomica locale. Questo termine canederli deriva dal tedesco knödel, che significa proprio gnocco, e a Sappada, dovete sapere, si parla un antico dialetto tedesco, il Plodarisch, e i canederli sono chiamati Knedel, e questo riflette un po' le radici anche del luogo. Alla gastronomia Cardis trovate tantissimi prodotti. Io ho assaggiato intanto proprio questi canederli e gli spätzle, che sono un altro piatto tipico. A Sappada la cucina è veramente molto semplice ma anche molto ricca allo stesso tempo, e questi canederli possono essere preparati con ingredienti proprio del posto, perché abbiamo i formaggi di malga che possono essere arricchiti appunto con tantissimi altri ingredienti, e i canederli sono proprio protagonisti di eventi gastronomici a Sappada, come le sagre dedicate alla cucina tradizionale, ma anche proprio questo momento di festa che va da Natale a Capodanno si trovano tantissimo in tavola. Come li potete preparare? Li potete trovare intanto alla gastronomia Cardis direttamente pronti da portare a casa, ve li mettono anche sottovuoto, così possono anche fare il viaggio insieme a voi, e li potete cucinare sia cotti direttamente in acqua calda in pentola per alcuni minuti e poi ripassati in un po' di burro, oppure la versione migliore secondo me è quella in brodo, quindi li fate scaldare per circa 15-20 minuti in un bel brodo caldo e vi godete questo piatto super tipico e perfetto anche magari per il vostro menù delle feste. Non approfittate proprio di questa delizia, andateli a provare. Se passate a Sappada sicuramente sapranno sorprendervi. So che nelle baite spesso si accompagnano anche, se prendete i canederli poi ci potete abbinare un buon goulash con la polenta, quindi piatti caldi anche per questo momento in cui sicuramente il clima un po' più fresco ci fa voglia di piatti un po' più tradizionali, tipici, ma soprattutto caldi, che ci riscaldino anche un po' l'anima con questo freddo. Hai ragione Maria, proprio così. Allora, adesso ti faccio una domanda personale, okay. Maria, voglio sapere come sarà questo tuo periodo di dicembre? Hai tanti appuntamenti per serate, cene, scambi di auguri? Sì, perché mi piace tantissimo, a me piace tantissimo questo periodo e cerco di sfruttarlo al meglio per rincontrare tutti quelli che magari durante l'anno non si vedono. Sembra una cosa scontata, però alla fine è un momento per condividere, quindi magari anche ritrovarsi in centro città, un buon vin brûlé, dato che proprio in questo weekend aprono i mercatini di Natale un po' ovunque. Maria, dobbiamo cominciare. Ce lo possiamo concedere, secondo me, dobbiamo farlo. Capisco. E la mattina, quando ti svegli e ti guardi allo specchio, qual è la parte del viso che soffre di più secondo te? Allora, del viso? Io ti avrei detto le mani, che ho sempre diciamo il viso. Ok, io i sottocchi. Le occhiaie, le borse, dormo si gonfiano. Sì. Adesso ti do una ricettina, ecco. Maria. Vedi che hai beccato subito il mio punto debole. Per le tue post, per tutti voi, per i post serata, per me in primis, che per quello io da sempre, cioè non è solo l'età, ma già quando ero bambina mi svegliavo sempre così. Vabbè, cos'è? I tratti cosa caratteristici. Così. Esatto, quindi che cosa possiamo fare contro le borse sotto gli occhi? Beh, innanzitutto ci può aiutare un impacco freddo con un infuso di camomilla, eufrasia oppure la verbena, che sono degli ottimi decongestionanti, quindi ci aiutano a drenare proprio i liquidi. Ma va benissimo anche, ed è un segreto facile, utile e istantaneo,
Il cubetto di... cioè non è che di solito finiamo così vestita da unicorno. C'è Igor che ci fa vedere sullo schermo. Il nostro elfo giustamente voleva la sua renna. Esempi di post serata. Il cubetto di ghiaccio passato sotto gli occhi aiuta a rilassare e rinfrescare gli occhi più stanchi, ma è anche un rimedio che ci può aiutare last minute, cioè ci svegliamo, abbiamo un appuntamento importante, diciamo mamma mia, cosa non devo è suonata fare? la sveglia. Diamoci dentro di cubetto, cioè mettiamolo sempre pronto nel nostro surgelatore, perché aiuta tantissimo. È un rimedio sempre utile. Un altro rimedio invece in disuso, però sempre efficace, consiste nell'applicare sulle palpebre e le occhiaie degli impacchi di patata cruda grattugiata mista a miele. Se volete provare questo impacco. È come quando dicevano che la patata mangiata cruda ti faceva stare male, quindi quando non volevi andare a scuola. Ah sì, quello perché la patata in realtà cruda è velenosa, sì, no? Però in realtà lì non la dovete attenzione. mangiare cruda, la dovete mettere semplicemente sotto gli occhi. Invece per aiutare questa cosa e prevenire gli occhi gonfi, magari rossi e come dire provati, c'è un rimedio che ci può aiutare a mantenere i nostri occhi sempre belli e luminosi. Beh, innanzitutto dobbiamo fare attenzione ovviamente alle nostre abitudini quotidiane, quindi proteggiamoli in caso di sole oppure in caso di vento. Possiamo non dimenticarci mai soprattutto di struccarci la sera, quindi di togliere tutto il trucco e fare un bel massaggio sul contorno occhi, che è quello che un po' ci segna di più, è il segno di stanchezza. Un bel massaggino la sera, anche se non avete voglia, però aiuta a rilassare la pelle. E poi possiamo applicare dei dischetti inumiditi con acqua e una goccia di olio di lavanda. Questo aiuta un po' gli occhi a rilassarci, poi l'olio di lavanda anche così ci rinfresca un pochino, ecco. Io provo, vi faccio sapere. Poi però se andate e dormite 4 ore a notte, sappiate che queste cose potrebbero non funzionare. 4 ore sono già tante. 3-4 ore, attenzione. Potrebbe essere peggio. Rimedi ma non miracoli, ecco. Questi sì, sono... esatto, che poi insomma a noi donne di solito va peggio che gli ometti. Era così. Questi sono dei piccoli rimedi, oppure mettete dei post-it sugli occhi come questa immagine che ci ha mandato Igor da Milano. Ecco, il nostro così. elfo del giorno. Esatto, che poi il bello è che quando ti svegli neanche il trucco può fare nulla, perché proprio non c'è niente da fare. Per cui ricordatevi un altro consiglio facile Maria, soprattutto per le feste di Natale, soprattutto se approfittate di qualche aperitivo, vino, cocktail alcolici, non dimenticate di bere tanta acqua, perché quella vi aiuta proprio a drenare e a far sì che il vostro viso sia più rilassato, e per le occhiaie è molto utile. Quindi con questo noi vi salutiamo, vi auguriamo di divertirvi tanto per le feste, di incontrare tante persone in questo periodo, se la cosa vi fa piacere, oppure se avete bisogno oppure se siete il Grinch, chiudervi in casa. No, se avete bisogno di rilassarvi, ascoltate la classifica, perché noi lì abbiamo dei consigli molto utili per voi. Invece Radio Chef vi aspetta la prossima settimana, ma sempre con tutti i nostri consigli. Dove, Maria? Sulle nostre pagine social, Facebook, YouTube e Instagram, e sul nostro sito radio.0.it. Per chi lo festeggia a Trieste, a Tarvisio, a Monfalcone e anche a Sacile, buon San Nicolò a tutti amici. Buon San Nicolò, ciao! Avete ascoltato Radio Chef.